Quinta corsa, un confronto a reclamare sul miglio, ritirato Plinio, 1 Sherwood B2, Potterjet, 3 Vaio dei Veltri, 5 Vosotros, 6 Sarkozy Lewis, seconda linea 7 Vara, 8 Pickering, 9 Prison Mac, 10 una Bomber Cup. Favori per Sarkozy Lewis in partenza all'errore di Sherwood B. Numero 1 Sherwood B, Sarkozy Lewis squalificato. sfila subito in testa nei confronti di Potterjet, mentre all'esterno numero 7 Vara, squalificato. Vaio dei Veltri, che poi si accode in terza posizione, e quindi situazione delineata dopo i primi 200 metri in 15,4, in vantaggio Sarkozy Lewis, che ha sfondato subito dall'esterno. In seconda posizione Potterjet davanti a Vaio dei Veltri, poi Pickering, Prison Mac che avanza all'esterno, più indietro c'è una Bomber Cup insieme a Vosotros. Intanto 31,9 per i 400, ha tranquillamente tirato i remi in barca il battistrada in questo primo segmento di gara. 600 in 48,7 addirittura. All'esterno ci prova comunque Prison Mac, che si trascina Pickering e quindi una Bomber Cup. 1,4,7 il passaggio alle 800, fin qui si è andato davvero con ritmo blando. Seconda posizione in corda per Potterjet, che è seguito da Vaio dei Veltri. Presumibilmente ora ci sarà l'accelerazione dopo un chilometro in 1,21 addirittura. Ora accelera in progressione Sarkozy Lewis, si trascina Potterjet, all'esterno si impegna Prison Mac con in schiena Pickering, gli altri a seguire. Arriva il paletto dei 400 metri conclusivi e qui c'è un'accelerazione secca, 14,6 il parziale, con Sarkozy Lewis che si mantiene in vantaggio, ma all'esterno è sempre vitale Prison Mac, tenta la terza ruota, una Bomber Cup, retta d'arrivo con in vantaggio Sarkozy Lewis. Sarkozy negli ultimi metri deve vedersela con Potterjet che scatta al suo interno. Sarkozy mantiene comunque ancora vantaggio, si avvicina ma non può fare nulla. Potterjet che è secondo, mentre per il terzo andiamo a rivedere le fasi finali. È successo intanto per Sarkozy Lewis da favorito con Aldo Mignano per il training di Michele Favaron. Vedete il finale, si avvicina Potterjet ma non può nulla contro Sarkozy Lewis, che ha tenuto le migliori energie per il finale, e la gioia di Aldo Mignano che gira la frusta e forse la lancia anche al cielo. Il terzo posto più indietro per Prison Mac, comunque, che si è reso interprete di una corsa molto onerosa all'esterno, chiudendo ancora al terzo posto.